L'hanno trovata morta, assassinata, all'interno dell'appartamento dove abitava nella cittadina di Bolton, vicino Manchester, nord-ovest dell'Inghilterra. È ancora avvolta dal mistero la morte di Gloria De Lazzari, 45 anni, originaria di Musestre di Roncade, uccisa in circostanze ancora tutte da chiarire. Il ritrovamento del corpo risale a lunedì mattina, quando la polizia inglese è entrata nell'appartamento in seguito alla segnalazione di amici della donna che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Una volta all'interno, la tragica scoperta. Gloria De Lazzari viveva in Inghilterra da una decina d'anni, dove lavorava come rider, faceva le consegne a domicilio per ristoranti e pizzerie. È stato l'ex marito inglese a riconoscere ufficialmente il corpo e poi a mettersi in contatto con la mamma di Gloria, che abita a Musestre. Il papà è morto diversi anni fa. Uno shock per mamma Daniela, che aveva contatti telefonici quotidiani con la figlia. Ho saputo martedì sera che la polizia mi ha chiamato. Ha detto questo: signora, devo dire una cosa, sei a casa da sola? Sì, ma si chiami qualche amico? Ma come? Dimmelo a me, che sono sua madre, no? Allora ha detto: guarda che la figlia è morta, la Gloria è morta. La mamma, sconvolta, ancora non sa cosa effettivamente sia accaduto alla figlia, come sia stata uccisa, da chi e perché. Uno mi dice con la pistola, l'altro mi dice che l'ha buttata per terra e il terzo dice che l'ha soffoccata da Farnesina. Il legale della famiglia, l'avvocato Gabriele Ani, è in contatto con il consolato italiano ed i detective che si occupano delle indagini. Mercoledì è stato disposto il fermo di un 33enne inglese accusato dell'omicidio. Nelle prossime ore verrà probabilmente disposta l'autopsia sul corpo di Gloria, dalla quale potrebbero arrivare notizie che chiariscano cosa le sia accaduto. La mamma vuole verità e giustizia. Una giustizia voglio una verità. Gloria era una donna molto riservata, racconta la mamma, e sapeva farsi voler bene per la sua bontà, gentilezza e generosità. E aveva il cuore molto, aiutava tutti quanti se poteva. A Roncade la notizia si è diffusa rapidamente, lasciando attonita la comunità. Da parte dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità roncadese esprimo il mio più profondo cordoglio per la scomparsa della concittadina Gloria De Lazzari. Notizia che ha sconvolto tutta la comunità, notizia presa in queste ore per le quali non conosciamo quali siano stati i motivi di questa tragica scomparsa. Da quello che sono venuto a conoscenza io, so che la Farnesina si è messo in contatto con la mamma e sembra abbiano già arrestato chi ha commesso il delitto. Cercheremo di capire ulteriori dettagli nei prossimi giorni, ma quello che chiedo adesso, anche per rispetto della famiglia, è il massimo riservo.